Continua la protesta degli autotrasportatori, braccianti agricoli e operai decisi ad andare avanti nella mobilitazione dopo ormai 4 giorni di blocco della loro attività. La stanchezza comincia a farsi sentire, i primi disagi per i cittadini cominciano a farsi evidenti, soprattutto relativamente ai distributori di benzina, rimasti completamente a secco. Comunque si va avanti. Ma noi non riusciamo più a vivere e cerchiamo di far migliorare la nostra vita, tutto qua. Noi vogliamo che il carburante si adegui a quello che è, vogliamo che i concimi si adeguano a quello che è, perché con questa globalizzazione, che alla fine è la cosa più importante che ha rovinato il meridione d'Italia, con questa globalizzazione noi non possiamo competere con i prodotti che vengono dal Nord Africa, dal Sud America, perché ormai il mondo è piccolo, quindi noi producendo con le regole italiane non possiamo competere con le regole mondiali. E intanto il sindacato agricolo CIA ha chiesto al Ministero dell'Interno e a quello delle politiche agricole di intervenire per garantire i trasporti di prodotti agricoli e latte in Sicilia. Il fermo degli autotrasportatori e il blocco della circolazione hanno messo in ginocchio l'intera economia agricola della Sicilia, con danni al settore per milioni di euro, si legge in un comunicato della Confederazione Italiana Agricoltori. Una protesta che la CIA ritiene comprensibile ma che, sottolinea ancora nella nota, contribuisce a peggiorare le condizioni economiche di migliaia e migliaia di agricoltori, costretti a far marcire i prodotti nei campi e a buttare il latte dei propri allevamenti. Secondo però coloro che da giorni presidiano alcuni degli svincoli viari che collegano Agrigento con gli altri paesi dell'Interland, le cose non stanno così. Si tratta di una protesta spontanea, senza dietrologie politiche, che non può fermarsi per non tradire il diritto al lavoro, regolamentato però da un sistema diverso dall'attuale. Noi stiamo cercando di risolvere questi problemi fra di noi con le nostre forze. Non c'è nessuna politica dietro come si paventa, non c'è nessuna mafia dietro, c'è solo una volontà e una maggiore cultura rispetto a prima, rispetto ai nostri padri, ai nostri nonni, che ci permette di capire effettivamente, avendo anche un po' di studio dietro, di capire quali sono i nostri diritti e di darci anche le parole giuste per denunciarle, tutto qua. Nel frattempo a Palermo è stato convocato un incontro tra il presidente della regione Raffaele Lombardo, gli assessori alle risorse agricole, all'energia e ai servizi di pubblica utilità, rispettivamente Elio D'Antrassi e Giosuè Marino, i prefetti di Palermo e Catania e i rappresentanti delle associazioni di autotrasportatori e agricoltori. Artefici della protesta ancora in corso in queste ore e sino a domani, in attesa di risposte concrete.